Siamo qui ad Orti di Bonavigo perché dobbiamo ribadire che qui non si parla di calamità naturale ma si parla di catastrofe. Abbiamo un problema grave nelle aziende agricole, delle pere, delle mele, delle kiwi, delle pesche. Abbiamo un attacco in massiccio di questa cimice asiatica che non c'entra nulla con la nostra agricoltura ma bensì viene da fuori e quindi qualcuno deve intervenire in maniera importante. Finanziariamente le nostre aziende agricole sono al lastrico e dobbiamo aiutarle per salvaguardare l'agricoltura italiana e soprattutto quella veneta e di Verona in particolare. C'è un'invasione di un insetto indigeno che si chiama cimice, che è sottovalutato all'inizio, che oggi sta creando veramente un problema grossissimo alla nostra agricoltura. La nostra agricoltura che è messa a repentaglio perché questo insetto si è insediato, si è adattato al nostro ambiente, quindi si trova in sintonia e si sta riproducendo a dismisura. I danni sono ingenti, in Veneto abbiamo oltre 100 milioni di euro di danni, ma il problema è anche per il futuro, perché qui non solo è a repentaglio il reddito d'impresa delle annate, ma in particolar modo rischiamo, al pari di quello che è successo col blocco dell'export in Russia, di perdere quote di mercato, perché il prodotto nostro, che ormai è incommercializzabile, non va sul mercato e il mercato viene occupato da altro prodotto, quindi c'è un duplice danno, un diretto e indiretto. Occorre una strategia nazionale, non solo regionale, occorre una strategia europea, perché il problema è quello primo di tutto di controllare le immissioni e le frontiere, perché è un problema di monitoraggio delle frontiere, perché questi sono insetti che sono arrivati dall'Oriente e sono arrivati non si sa in quale modo. E dall'altra parte interventi diretti ormai alle imprese che sono al limite della sopravvivenza, per cui occorrono degli indennizzi, occorre una politica da attuare nel medio e lungo termine, anche di strategie che vadano nella visione di trovare la ricerca, l'innovazione, l'immissione degli insetti killer, nonché di definire anche un piano assicurativo per il futuro per indennizzare le imprese per i danni che hanno. Noi siamo già con l'assessorato fin da agosto che abbiamo attivato un tavolo e stimolato l'incontro del tavolo nazionale per il problema cimice. Qui dobbiamo riuscire a fare il sistema e dare evidenza della drammaticità di ciò che sta accadendo a livello dei nostri frutteti e dei nostri agricoltori, che hanno perso più del 50% della loro redditività e che, se non troveremo delle forme di sostentamento, andrà messo a rischio quello che è il mantenimento dei frutteti, perché l'unica soluzione sarà quella di estirpare. Per noi questa non è la soluzione, dovremo trovare una formula, concordandola con il livello ministeriale, per riuscire ad accompagnare gli agricoltori affinché non decidano di estirpare e quindi di toglierci quella potenzialità produttiva che caratterizza quest'area del Veneto. Ma la situazione a livello nazionale è molto grave, perché questo è un insetto che ha delle caratteristiche molto particolari, è ubiquitario, è polifago, quindi si nutre su diverse piante, più di 300 specie che sono interessate, è molto mobile, quindi si sposta molto facendo tanta strada e quindi potendo interessare tante coltivazioni, e soprattutto è difficilissimo da contenere. Sappiamo che la lotta chimica non è completamente efficace, sappiamo che le reti non sono completamente efficaci, c'è un decreto del Presidente della Repubblica che autorizza l'utilizzo del parassitoide, ma mancano ancora dei decreti attuativi che lo possono rendere possibile, per cui quello che noi in sostanza stiamo spingendo e stiamo chiedendo è che ci sia da una parte quegli interventi che possono rendere possibile una difesa efficace da questa avversità, e in secondo luogo che ci siano quegli interventi che possano rappresentare per i produttori il ristoro di quelli che sono i danni e il blocco di quelli che sono i pagamenti, perché questa sarà un'annata in cui i produttori non faranno bilancio. Il problema non è circoscritto, il problema attualmente interessa praticamente tutto il nord Italia, dal Piemonte fino al Veneto, al Friuli Venezia Giulia, alla Lombardia, all'Emilia Romagna, e si sta passando lungo lo stivale. Quindi il problema vero è che rischiamo di trovarci a che fare con questa cimice che possa interessare tutta Italia. Teniamo presente che si è insediata anche negli altri paesi dell'Unione Europea. Negli Stati Uniti addirittura è presente dal 2010 e ha distrutto, ha fatto dei danni veramente notevoli anche in quel paese.
quindi è una sciagura che ci è arrivata da altri paesi purtroppo con la globalizzazione, non ci sono qui nemici naturali e quindi diventa molto difficile da contenere. Purtroppo come rappresentante dei giovani dovrei lanciare un messaggio chiaramente di speranza e di entusiasmo. Ormai la carica è un po' scesa, in questo momento il problema della cimice è un problema che pesa tantissimo sulle giovani imprese frutticole e purtroppo nel medio corto periodo non ci sono grandissime soluzioni. Veramente dobbiamo fare una pressione con la politica perché possono essere pochissime le indicazioni da dare, intanto permettere l'immissione nell'ambiente della Vespa Samurai che già è stata trovata nei nostri territori e poi intervenire attraverso lo stato di calamità con indennizzi veri e propri anche per le aziende, perché anche le aziende appunto giovani fanno fatica a sopportare un individuo, un insetto che fa talmente tanto danno nelle aziende frutticole.